Ingegnere Barone, oggi 10 dicembre è una giornata importante per ricordare la figura di Pirandello. Perché? È una giornata molto importante. Oggi abbiamo due celebrazioni di due anniversari fondamentali nella vita di Pirandello e nella storia della cultura italiana. Agrigento è sempre un punto di risorse e infatti lo abbiamo visto fino a ieri sera, culturali e anche umane, con la presentazione di libri eccetera, le vediamo proprio quotidianamente e settimanalmente. Ma oggi in particolare ricorre il 10 dicembre del 1934, dopo l'avviso che gli era venuto a casa dai gendarmi del re il 9 di novembre, della consegna il 10 di dicembre, cioè come oggi, la ricorrenza è oggi, a Oslo, del premio Nobel. L'importanza del premio Nobel non è soltanto per il premio in sé per sé, ma penso che per i giovani, i cittadini, coloro che credono nella vita, non una vita asfittica, ma una vita e quindi non standia, ma molto attiva e molto di speranza e di punti di riferimento che dobbiamo dare ai nostri giovani, perché noi se siamo qui siamo per i nostri giovani, per il nostro futuro, perché noi abbiamo dato le tracce, ora sono loro che, sia attraverso la scuola, l'università, lo studio, la professione, devono portare avanti la città teatro e le loro aspirazioni, perché all'interno della città teatro c'è anche il medico, c'è l'ingegnere, c'è l'autista, ci sono 300 posti di lavoro per il parco letterario, perché senza questi posti di lavoro il parco letterario non può, come diceva il sindaco, decollare. Ma abbiamo fatto le prove con i tutor di Roma, perché vengono apposta da Roma e ancora oggi siamo tutorati, per controllare se noi facciamo il nostro dovere e soprattutto per controllare la qualità del prodotto. E allora Pirandello, perché diciamo questo messaggio è importante? Perché la sera del giorno 10, alla cena di onore che i reali di Svezia fecero nei confronti di Luigi Pirandello, legge un breve brano, che è un brano eccezionale e che si conclude col dire soprattutto il riassunto, il significato è quello che quando una persona crede in qualcosa o prima o poi la raggiunge, e questo è un messaggio importantissimo per tutti. Poi il 10 di dicembre dei 2 anni successivi a Roma, purtroppo per una polmonite, Luigi Pirandello lo aveva già annunciato a Marta Abba che stava male e chissà se avrebbe potuto vedere la sua bicocca dove lui era nato, e gli disse a Marta Abba: salutami la bicocca, spero di poterla rivedere. E invece purtroppo Luigi Pirandello muore il 10 dicembre del 1936, quindi è un anniversario importantissimo che noi abbiamo sempre curato. Quest'anno cercheremo di curarlo con qualche intervento su internet, con i nostri filmati e le nostre celebrazioni, ma purtroppo abbiamo la sala teatro che è qui dietro di me, che è in condizioni non agibili e quindi non si può nemmeno entrare perché è successo questo incidente il giorno 12 di agosto, sul quale incidente possiamo parlarne pure a parte e speriamo di fare a più presto un intervento con la stampa italiana e anche europea, perché così non si può continuare. Non è che il parco letterario è questo qua, questo è il caffè letterario, uno dei punti di visibilità, è un edificio istituzionale, è stato costruito per volontà della regione siciliana e della comunità europea per la istituzione dei servizi aggiuntivi in località caos. Sono nostri, purtroppo non sono di altri, faccia altro, ma non faccia concorrenza sleale al parco letterario. Gli amici che vengono sempre di Senigallia ci hanno spiegato che nelle Marche c'è il massimo del capitalismo italiano, non tanto in Lombardia, ma c'è una concorrenza leale, per cui le Marche vanno avanti e si ricostruiscono anche dopo i terremoti o le frane,
o le alluvioni, perché c'è questo senso che purtroppo, devo dire, ad Agrigento manca, ma mancava anche ai tempi di Pirandello. Speriamo col parco letterario. Speriamo che si rimetta a posto di nuovo la struttura. Ecco, velocemente a che punto siamo? C'è un ritardo nella ricostruzione, dottore Barone? No, c'è un ritardo nei provvedimenti che l'amministrazione comunale stava prendendo. Quindi dipende dal comune allora? Certo, perché il comune... Allora facciamo un appello al comune, al sindaco, a tutta l'amministrazione attiva. Facciamo un appello al sindaco, ma il sindaco ha già sentito, deve solo approfondire. Sono i dirigenti di alcuni settori, attenzione, quelli del ramo tecnico sono immediati e velocissimi e non vedono l'ora di poter aiutare qui la struttura. Parlo degli uffici tecnici, ma per quanto riguarda i dirigenti di altri settori invece sono stranamente quasi restii, oppure non dico restii, sono quasi addormentati su questa problematica. Noi abbiamo i soldi pronti, nel senso che il commissario regionale straordinario per il comune di Agrigento, ne ho parlato persino ieri sera con i dirigenti, ha sostenuto e ha dichiarato che c'è un debito nei confronti del parco dell'Associazione del Cerchio che gestisce questo posto, il caffè letterario, o gestisce il parco letterario, ma un grosso debito di 75.000 euro circa, che è ancora il primo cofinanziamento che il Comune non ha mai dato. Più abbiamo gli altri soldi annuali, compresi quelli del 2022, che non riescono a essere sbloccati. Quindi, e più ancora il premio che abbiamo vinto con il bando regionale I Teatri, che abbiamo vinto, siamo messi non in graduatoria, ma siamo addirittura dichiarati finanziati, però il finanziamento, il premio è 320.000 euro. E diciamo non è stato erogato, la parola giusta è erogato, finanziato ma non erogato, ma non solo questo, come tanti altri teatri siciliani.